Padana Sementi, da 3 generazioni, produce e commercializza sementi di piante foraggiere di alta qualità, miscugli da erbaio per la zootecnia più moderna, cereali foraggieri, la gamma più completa di sorgo da foraggio, inerbimenti tecnici e cover crop per un'agricoltura sostenibile. Padana Sementi, making better seeds. In collaborazione con Ascotrade, luce e gas, energia dalle nostre mani. Una chiocciola certamente da un colore particolare, ma siamo qui proprio per parlare di questo animale. Stiamo parlando delle chiocciole, stiamo parlando dell'elicicoltura, siamo nel Parco del Sant'Artemio per una giornata di incontro organizzata dal senatore Vallardi, Presidente della Commissione Senato dell'Agricoltura. Buongiorno Senatore. Buongiorno. Intanto perché ha organizzato questa giornata? L'ho organizzata perché sicuramente l'elicicoltura è anche veneta, sicuramente fa parte del sistema Italia, ma perché comunque, pur essendo una nicchia del nostro settore agricolo, è una nicchia in continua espansione. Fino a poco tempo fa si parlava delle chiocciole solo come un'eccellenza dal punto di vista gastronomico, un tempo cibo dei poveri durante le guerre, oggi eccellenza per gli estimatori, ma adesso il settore della cosmetica ha scoperto nella bava di lumaca un effetto molto positivo per la pelle, soprattutto delle donne, non che le nostre donne ne abbiano bisogno, ma sicuramente aiuta a combattere gli effetti della vecchiaia. In Veneto ci sono oltre 100 allevamenti che oggi si occupa dell'allevamento delle chiocciole. Secondo me è solo l'inizio. L'agricoltura italiana, conosciuta in tutto il mondo, può anche sul settore dell'elicicoltura avere una prospettiva di futuro, soprattutto per i nostri giovani, ed è in questa direzione che stiamo lavorando. Mancava sul settore delle chiocciole, sul settore dell'elicicoltura, una legge quadro che inquadrasse chi alleva le chiocciole, chi le commercializza. Adesso ci fermiamo un attimo per i titoli, poi proseguiremo proprio parlando nello specifico di questo disegno di legge. Da mangiare povero a eccellenza contro l'invecchiamento e l'elicicoltura, ovvero l'allevamento delle lumache, un settore in forte espansione con fatturati in crescita ma ancora senza una legislazione. A Treviso una giornata di studio. Danni ingenti e produzione compromessa è la situazione degli allevamenti di cozze sul delta del Po spazzati dallo scirocco di martedì notte, cavane distrutte e attrezzature affondate per un evento che ha messo in ginocchio l'intero comparto polesano. Per la prima volta in 10 anni cala l'export del Prosecco. La DOCG Conegliano Valdobbiadene perde quest'anno 9 milioni per mancate vendite. Pesano le incertezze di Regno Unito e Germania, tengono Stati Uniti e Canada. Veneto in rosa, le imprese agricole sono quasi 95.000, ma l'accesso al credito è ancora difficile. In salita gli affidamenti in banca, ma anche per i PSR. Per questo la CIA del Veneto ha chiesto impegni chiari alla Regione in una giornata di confronto a Mestre. Tra lenzuola di Canevo e Scartossi, il ricordo del San Martino e la scadenza dei contratti di mezzadria. Con Franco Grespan riscopriamo i detti e le filastrocche di quel giorno temuto ogni anno dalle famiglie contadine, costrette subito e senza preavviso a lasciare casa e podere. Senatore, allora, giornata di studio, di confronto per questo disegno di legge molto importante per dare una regolamentazione a un settore che fino adesso regolamentazione non ne aveva. Sì, il disegno di legge punta essenzialmente a questo, a sicuramente cercare di porre un po' di ordine in un settore dove non c'era assolutamente. Una volta capito che il settore è sicuramente un qualcosa di positivo, e questo lo abbiamo capito, il mercato ci ha dimostrato questo, non potevamo lasciare così una specie di far west a tutti quelli che volevano mettersi, che è sicuramente positivo perché significa che c'è dinamicità, però serviva certo mettere delle regole, perché nelle regole poi si progredisce meglio. Oggi, dopo la presentazione di questo disegno di legge, dove siamo stati aiutati anche dall'Associazione Italiana Elicicoltori, la giornata di studio di oggi con tutti gli esperti del settore ci permetterà anche di affinare questo disegno di legge. Grazie senatore, lo rivedremo alla fine per le conclusioni, adesso invece ci vediamo una scheda dedicata proprio all'elicicoltura.
Il settore dell'elicicoltura è in crescita esponenziale sia dal punto di vista del fatturato che sul piano dell'occupazione. In Italia nel 1980 erano presenti impianti di allevamento pari a 500 ettari. Negli anni successivi sono saliti a 4.000 ettari per arrivare a 11.500 nel 2016. L'Italia è tra i primi posti a livello mondiale con un fatturato annuo di 300 milioni di euro sull'intera filiera. Anche sul fronte dell'occupazione l'elicicoltura sta dando buoni risultati e si stima una crescita costante nei prossimi anni. In Veneto sono già oltre 100 gli allevamenti, per la maggioranza avviati da giovani imprenditori, ma non solo. È un vero e proprio esercito quello che ha deciso di investire giorni, energie e fondi sull'allevamento delle chiocciole. Il metodo utilizzato è chiamato cherasco dalla località piemontese dove è stato definito. Allevamento all'aperto, alimentazione vegetale, riproduttori certificati, fino ad arrivare ad una rete di cinzione atossica. Sono solo alcuni punti di un disciplinare che garantisce benessere animale e prodotto certificato. Che sia un settore che promette anche soddisfazioni economiche lo confermano le quotazioni delle lumache per ristorazione. Nel 2010 non si andava sopra i 3 euro al chilo, oggi invece il prezzo medio supera i 10 euro, mentre per la bava ad uso cosmetico si possono toccare anche i 70 euro al chilo di prodotto da raffinare. Abbiamo visto dunque la scheda che racconta l'elicicoltura in Italia e nel Veneto. Siamo tornati a Sant'Artemio per parlare di questo settore in una giornata di studio e di incontri. Siamo con il vicepresidente dell'Associazione Nazionale Elicicoltori, Donato Mangino, buongiorno. Buongiorno. Senta, abbiamo visto il presente, il passato con la scheda, ma il futuro e soprattutto l'investimento c'è, qual è e che prospettive ci sono? In realtà il nostro sforzo è stato quello di costruire un sistema per dare valore all'investimento fatto. È un mondo che dà grandi soddisfazioni. Non solo, abbiamo costruito progetti didattici per i bambini, che è un altro modo per fare fatturato aziendale tendenzialmente, e progetti di pet therapy. È un mondo molto interessante e affascinante. Senta, ma però è un mondo che per certi versi viene così minacciato dalle importazioni, quindi il disegno di legge tende a tutelare, diciamo, il prodotto italiano, giusto? Il disegno di legge va a colmare un gap che è quello di un dato di mercato sbilanciato. L'80% delle chiocciole che vengono consumate in Italia provengono dall'estero. In realtà noi abbiamo tutte le potenzialità e tutte le risorse per poter fare questo lavoro meglio. Vale la pena investire? Vale assolutamente la pena investire, bisogna fare il passo misurato alla propria gamba, quindi provare, ma dopo che si prova non si esce più. Bene, adesso noi ci fermiamo un attimo per le notizie dal mondo dell'agricoltura e poi proseguiremo in questa nostra giornata di studio dedicata alle lumache e all'elicicoltura. La mareggiata di martedì scorso ha messo in ginocchio l'intero comparto della pesca sul delta del Po. Il vento forte che ha spinto l'Adriatico all'interno della foce del fiume ha letteralmente spazzato via il 70% delle cavane. Perduti, oltre alle strutture, i macchinari per la lavorazione delle cozze, le vaglie e i generatori, con danni ingenti per cooperative e pescatori. Primi segnali di rallentamento nell'export del Prosecco. Dopo 10 anni di crescita ininterrotta, le previsioni per il 2019 segnano una leggera frenata del DOCG Conegliano Valdobbiadene. Per il consorzio un risultato previsto e un naturale assestamento dopo gli anni del boom. Pesano le incertezze di Regno Unito e Germania. Tiene invece il mercato di Stati Uniti e Canada. Cala in Veneto il valore della terra. Meno 1% rispetto allo scorso anno, in controtendenza rispetto al resto d'Italia, dove per il secondo anno consecutivo l'andamento dei prezzi della terra mantiene il segno positivo, con valori fondiari a livello medio nazionale che registrano un leggero aumento dello 0,2%. È quanto emerge dall'indagine del CREA, Politiche e Bioeconomia relativa al 2018. Gli incrementi più robusti in Piemonte, Lombardia e Toscana, mentre le regioni centro-meridionali si posizionano su valori positivi più contenuti. Con la nostra regione segno negativo anche per Umbria, Campania e Basilicata. Continuiamo a parlare di elicicoltura qui al Sant'Artemio di Treviso con il momento di incontro dedicato a questo settore. Siamo con il professor Nicola D'Alessandro dell'Università di Chieti
Nella sua relazione, professore, intanto buongiorno, ci ha raccontato diciamo così, il presente ma anche il futuro sotto il profilo farmaceutico sanitario di quello che è un sottoprodotto della produzione dell'elicicoltura, ovvero la bava delle lumache. Allora, il discorso della bava, a mio modesto parere, non deve essere considerato solo come un derivato per uso cosmetico, ma ha dei grossi margini per essere impiegato a livello farmacologico. Ci sono già dei dati che dimostrano come sia attivo contro le scottature, sia attivo contro problemi bronchiali, sia attivo anche a livello di farmaco chemioterapico. Quindi bisogna lavorare per isolare le varie molecole componenti della bava, per poi sperimentarla uno a uno e poi sperimentarle insieme per valutarne eventualmente l'effetto sinergico. Di buono sicuramente c'è il settore cosmetico. Sicuramente, perché dato che ha delle proprietà rigeneranti e quindi di fatti il discorso cosmetico si va a legare al discorso ad esempio delle bruciature, quindi è stato dimostrato scientificamente, appunto come dicevo prima, che lì dove ci sono delle cellule a livello dell'epidermiche rovinate, i derivati della bava contribuiscono a sanificarle nel minor tempo possibile. Ecco. Grazie al professor D'Alessandro, adesso noi ci fermiamo un attimo con un servizio di CIA Venezia, parleremo di donne in campo e poi proseguiremo con questa puntata. Ancora troppi giudizi e pregiudizi, nonostante in Veneto le imprese agricole al femminile siano quasi 95.000 su 480, l'accesso al credito è sempre più difficile. Questo vale per chi va in banca, ma anche per chi dialoga con gli enti pubblici. È il caso dei finanziamenti del piano di sviluppo rurale. Su questo fronte l'associazione Donne in Campo chiede impegni chiari alla Regione. Il PSR è un piccolo traguardo che dovremmo attuare. Nelle altre regioni ci sono proprio dei punteggi in più per le donne che lo richiedono, invece noi attualmente non abbiamo nessun punteggio in più, anzi abbiamo anche delle problematiche in quanto la donna, soprattutto perché la donna lavoratrice non è solo donna lavoratrice ma anche mamma e figlia. E per i giovani imprenditori c'è anche un secondo problema, già oggetto di una trattativa in Regione, quello della disponibilità dei terreni. Accedere ai terreni, che per noi agricoltori è fondamentale, perché noi agricoltori senza terreno non facciamo attività agricola. Da qui l'incontro a Venezia con Ismea, l'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare, per parlare di finanza agevolata e start-up. Oggi la tematica non sono le idee nel fare impresa, ma è come finanziare l'impresa. E qui oggi a Venezia abbiamo cercato di mettere in contatto i nostri giovani e le nostre donne con degli strumenti che esistono a livello nazionale come Ismea, per dare anche un'idea ed una panoramica su quali che sono le opportunità e gli strumenti stessi che possono essere messi a disposizione delle aziende qualora ne abbiano bisogno, richiamando anche una forte responsabilità nostra come associazione nel mettere in contatto attraverso i nostri uffici, i nostri funzionari, le aziende con questi strumenti che già esistono. E c'è chi ce l'ha fatta, come Cristina, imprenditrice a Meolo, che ha trasformato il terreno di famiglia da seminativo a viticolo, una scelta azzeccata. Con i miei fratelli abbiamo preso la situazione in mano, e abbiamo deciso di cambiare completamente il tipo di produttività. Siamo contenti della scelta che abbiamo fatto. E ci siamo spostati sul campo, nel frattempo ha anche cambiato il tempo, è cominciato a piovere, siamo a confine tra il Veneto e il Friuli, siamo a Franceniero di Gagliardine, vicino a Brugnera, quindi proprio a confine, e siamo con Stefano Bosa che è uno degli elicicoltori. Buongiorno, giornata non bellissima. Senta, siamo venuti a vedere il suo allevamento, uno dei più grandi della zona, ce lo racconta un po'? Beh, questo è un allevamento che si estende sulla superficie di 1 ettaro, ci sono 38 recinti e come prevede il disciplinare Chiocciola Metodo Cherasco, ogni recinto è suddiviso in una zona da riproduzione e una zona da ingrasso. Nella zona da riproduzione le chiocciole tendenzialmente depongono le uova e crescono i piccoli, in quella da ingrasso invece le chiocciole nate l'anno precedente ingrassano e giungono a maturazione. Perché ha fatto questa scelta, lei che tutto sommato è giovane, la scelta della coltivazione delle chiocciole e non qualsiasi altro tipo di agricoltura? Beh, avevo innanzitutto la voglia di cambiare stile di vita e poi questa era una strada che mi stimolava molto, e quando ho capito come l'Istituto Internazionale di Elicicoltura di Cherasco aveva strutturato tutto il discorso, ho deciso di affrontare questa avventura. È stato più attratto dall'allevamento per la gastronomia oppure aveva già visto le proprietà della bava?
No, inizialmente ero solamente interessato dal punto di vista gastronomico, poi l'evoluzione dell'estrazione della bava di chiocciola strutturata come poi è strutturata dall'istituto mi ha convinto a fare anche questo ulteriore investimento. Senta, lei è al 4º anno se non sbaglio, e tirando poi i conti ci si sta, oppure bisogna ancora lavorare molto per riuscire ad andare a pareggio? Allora, questo che è il 4º anno per me è il primo vero anno di produzione. Il punto è raddoppiare e secondo me con la struttura che ho lo posso fare il prossimo anno. Se questo poi rimarrà anche il futuro è decisamente un investimento che vale la pena fare. Continueremo a parlare con Stefano Bosa, dopo la pubblicità vi racconteremo anche delle particolarità di questo allevamento. Il segreto per avere un bel prato. I prodotti di alta qualità di Padana Sementi. Ricerca, qualità certificata e innovazione. Resistenza allo stress e bassa manutenzione. Per un prato invidiabile, usa i nostri nuovi concimi Fertitaf. Padana Sementi. Per un prato sempre al top. Eccola qua la chiocciola, stiamo parlando dell'elicicoltura nella seconda parte di Agricoltura Veneta, siamo in questo momento in un allevamento di Stefano Bosa qui a confine tra Veneto e Friuli. Questo è il prodotto, ma le chiocciole sono tutte uguali? No, le chiocciole non sono tutte uguali, io ho scelto di allevare questa specie che si chiama Helix aspersa, esistono 3 sottospecie, la Müller più piccolina non è adatta a queste zone qua, la Helix aspersa è quella media e poi c'è la Helix aspersa maxima. Io in questo allevamento ho soprattutto maxima ma ho anche delle aspersa ed è il tipo di chiocciola più pregiato dal punto di vista gastronomico. Ecco, parliamo di benessere animale perché anche in questo caso si deve parlare di benessere animale. Ad esempio per l'estrazione della bava la legge prevede che non venga utilizzato l'elettroshock. Lei è d'accordo? Innanzitutto sono un sostenitore del benessere animale, difatti la chiocciola fondamentalmente emette bava per 3 motivi: per camminare, quello è naturale perché scivola sulla propria bava, emette bava per difendersi quando viene attaccata, oppure tutti i metodi di estrazione della bava fino a qualche anno fa prevedevano l'utilizzo di sale, di aceto e fondamentalmente la chiocciola sbavava per difendersi e moriva disidratata. Quella era una chiocciola molto ricca di tossine, queste poi si trasferiscono quando vengono applicate. Il macchinario con il quale estraggo la bava di chiocciola si chiama Müller One. Con questo sistema qui fondamentalmente la macchina è come se fosse una spa per la chiocciola, si rilassa, sbava per fondamentalmente riequilibrare il proprio pH ed è una bava di ottime qualità. L'anno scorso, se ricordate, avevamo parlato delle serre, come riparare le vostre piante da giardino o da appartamento. Avendo un terrazzo, l'anno scorso avevamo appunto detto che si poteva utilizzare il tavolo da terrazzo e coprire con del tessuto, fare un giro lasciando le aperture, chiaramente si chiude proprio quando verrà freddo, ma intanto cominciare a mettere a riparo le piante lasciandolo pure aperto, insomma, finché è freddo. Quest'anno vi propongo questa soluzione che io ho fatto con del bambù. Come realizzarlo? Certamente si prendono alcune misure dello spazio che avete o della pianta che dovete riparare, poi andate da qualche amico, in qualche parte trovate dei legni di bambù, certamente per fare le colonne un po' più robuste, per fare diagonali o traversi più piccoli. Legate il tutto, lo fissate alto con un cuneo o con qualcosa, poi il tutto va passato attorno un tessuto che questo qua riparerà dal freddo. Finita, quando iniziano le giornate proprio fredde, non fate altro che un tipo di porta così a bandiera, la appoggiate dentro, eccola là, e questa qua è chiusa e rimane, il sole picchia un attimino, riscalda un po' e la pianta è riparata. Nelle giornate un po' meno fredde dategli comunque un po' di aria. L'importante è che sia riparata proprio dalla gelata, con 7, 8, 10 euro ve la fate e questo è un buon riparo per le piante. Continuiamo a parlare di elicicoltura, siamo con l'assessore all'agricoltura Giuseppe Pan. Buongiorno assessore. Cosa può fare la Regione per questo settore che abbiamo scoperto essere di fatto nato oggi? Sì, noi come Regione Veneto, al di là delle 65.000 imprese agricole, quindi delle grandi produzioni, delle grandi commodity e naturalmente delle grandi DOP del vino o dei formaggi, delle produzioni dei nostri di punta, guarda anche con attenzione le piccole realtà. E quindi noi con attenzione guardiamo anche oggi
alla produzione delle chiocciole e in particolare a questo convegno qui a Treviso per capire se è possibile creare una piccola filiera. Senta Assessore, lei è stato uno dei promotori delle piccole produzioni locali che vedono molti giovani avvicinarsi all'agricoltura proprio in questo tipo di produzione. Quanto orgoglioso è di aver riavvicinato i giovani all'agricoltura con questa cosa semplice ma nello stesso tempo pratica? Guardi, è una delle eredità adesso di fine mandato a cui ci tengo molto, perché 6.500 giovani nuovi imprenditori agricoli nel Veneto grazie ai contributi europei e regionali e naturalmente queste piccole produzioni che nello stesso tempo arricchiscono appunto l'attività. I giovani l'hanno capita e si sono in un momento di crisi in tanti settori si sono avvicinati all'agricoltura. Noi li sosterremo, li porteremo avanti. Grazie Assessore, adesso noi ci fermiamo un attimo per le previsioni del tempo e poi arriveremo alle conclusioni con il Senatore Vallardi. Continua questa situazione di disagio per le abbondanti precipitazioni e soprattutto per i danni dovuti appunto a questo tipo di tempo determinato da una depressione, da un'area depressionaria, da una circolazione ciclonica che continua a interessare un po' tutte le nostre zone. Più in dettaglio però prevediamo, dopo le piogge delle ultime ore, per domani domenica inizialmente ancora degli effetti residui appunto di tempo perturbato, quindi ancora qualche precipitazione. Ricordo che già alle quote medio-basse abbiamo avuto precipitazioni nevose abbondanti, quindi poi nel corso di domenica avremo un miglioramento, un intervallo di tempo discreto, una nuvolosità irregolare e poi qualche squarcio di sereno pure con un po' di fortuna. Lunedì lo stesso, un po' di variabilità con qualche rasserenamento, però martedì almeno quelle che sono le carte sono in forte evoluzione, quindi bisogna stare attenti a prendere un po' con le pinze. Comunque intorno a martedì potremo avere un peggioramento, il passaggio di un ulteriore sistema perturbato, quindi con precipitazioni. Poi ancora un tipo di tempo variabile, diciamo le 2 gocce d'acqua non mancheranno e poi per fine settimana un nuovo peggioramento che potrebbe interessare tra venerdì e sabato e quindi ancora domenica con tempo variabile, quindi un tipo di tempo che si attenua rispetto ai giorni scorsi come intensità di tempo perturbato, però rimane molto instabile. Senatore, allora, giornata interessante, tanti gli spunti, voi siete i legislatori, che cosa avete raccolto in particolare? Ma sicuramente delle cose interessanti per riuscire ad affinare questo disegno di legge, perché chiaramente tutti i portatori di interesse che erano qua quest'oggi ci hanno dato dei contributi positivi. È il settore che secondo me avrà un futuro. Ne siamo convinti sia dal punto di vista culinario, che già era conosciuto nella notte dei tempi, sia dal punto di vista industriale. Tra l'altro è anche un settore dove praticamente c'è residuo zero, quindi ecologico al massimo. Ma la chiocciola è una specie di cartina tornasole, la chiocciola vive bene e prolifica dove l'ambiente è sano ed è pulito. Chiocciola quindi ecologica, chiocciola anche opportunità economica, ma la consiglierebbe a un giovane che magari vuole lanciarsi nel mondo dell'imprenditoria agricola? Ma sì, sicuramente sì, basta aver voglia di fare, voglia di lavorare, ma sicuramente lo indicherei perché basta un pezzo di terreno che sia sano, pulito e una recinzione. Quindi gli investimenti sono quasi zero, quindi mi sembrano le basi ideali per una start-up, basta avere voglia di fare e sicuramente i risultati arriveranno. Bene, allora speriamo che qualche giovane raccolga questa sfida. Finisce così la puntata di Agricoltura Veneta, come sempre l'ultima parola sarà il nostro Franco Crespan, gli attrezzi agricoli storici e i nostri proverbi e noi ci vediamo come sempre alla prossima puntata. Cari tosati, siamo qua a Casa Piavone perché guardando il paglion in cui San Martin e per tante famiglie che magari avevano qualcosa in casa o se no a tempesta durante l'anno veniva il fattore, guardava, misurava e dopo andava a dire il paron. E il paron la prima roba che faceva, fora! Ecco, e il giorno di San Martin provai a pensare che doveva caricare il carro e cambiare di casa. Ecco, pochi giorni prima pensava o che andiamo sotto il portico del vescovo o che andiamo sul Piave che non comanda nessuno, se faremo su una baracca che tu capisci con quel che troviamo, ecco, e se no
se la famiglia era sana e qui di una volta andava dal parroco e ora il parroco con le amicizie di questo o di che altro tirava fuori una casetta e ora andava a. Ecco, questa mi ricorda tante robe e dato che era le famiglie porete che era ciapà in sta maniera, San Martin toccava andare via e qui che poteva stare dentro e ora si trovava tutti torno a Natoia, con la fiasca con tutti e cantava se rivasto San Martin bevarem bocciar de vin farem la ciucca oh San Martin se arriva la tempesta mega frega tutta la ua oh stemme ben se vediamo un poco più avanti auguri a tutti. In collaborazione con Ascotrade, luce e gas, energia dalle nostre mani.